dalle prime ore dell'alba a mezzanotte in segno di lutto per la morte del 34enne Alessandro Zabeo, ma anche per lanciare un messaggio sulla sicurezza. Una vita non facile, quella di chi lavora al porto, con insidie e pericoli dietro ogni angolo. Il racconto di chi si scontra da anni con questa difficile realtà. A Roma la 2 giorni di confronto ha portato alla stesura di una bozza di testo sul futuro della Speedline. I sindacati hanno chiesto di specificare quali marchi e tipologie di produzione rimarrebbero a Tabina. Dei misteriosi volantini con il numero 49.999 sono apparsi in vari punti della città senza alcun'altra indicazione, un evidente richiamo al numero di abitanti prossimo a scendere sotto quota 50.000. La crisi dell'artigianato veneziano colpisce anche la più antica legatoria d'Italia, aperta nel sestiere di San Marco nel 1861, l'appello della proprietaria ai giovani. Gli scout di Mestre in festa per i 100 anni dalla nascita dello scautismo in terraferma e per l'occasione gli è stato dedicato un luogo simbolo. Sopralluogo prematrimonio per Federica Pellegrini a Venezia con la coppia, il famoso wedding planner Enzo Miccio, ma guai a svelare troppi dettagli. Buonasera, ben ritrovati in diretta all'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, che parte dalla tragedia che si è verificata al porto di Venezia, bloccato dalle prime luci dell'alba fino a mezzanotte dopo la morte del 34enne caduto da 3 metri di altezza mentre lavorava fra i container al terminal Vecon. Alessandro Zabeo non ce l'ha fatta, ha perso la vita lavorando qui al porto. Per questo oggi a partire dalle 5:30 lavoratori e sindacati si sono radunati qui davanti a centinaia in segno di solidarietà nei suoi confronti, nei confronti della sua famiglia, ma soprattutto per lanciare un forte messaggio: non si può morire sul posto di lavoro. La morte di Alessandro a 34 anni, caduto da 3 metri d'altezza mentre lavorava tra i container al terminal Vecon di Porto Marghera, ha portato a bloccare l'attività del porto. È impensabile, è devastante pensare che si va a lavorare e che non si rientra a casa. È devastante pensare che non si riescano ad impedire questi grandi drammi sul lavoro. A noi va la piena solidarietà innanzitutto a tutta la famiglia che ha subito questo gravissimo lutto. Un lutto che arriva a distanza di 14 anni dall'ultimo incidente mortale al porto di Venezia. È sicuramente un record. Noi siamo riusciti comunque attraverso l'organizzazione del SOI, questo sistema integrato di soggetti che valutano e verificano la sicurezza in tutto il sedime portuale, non solo in una singola azienda, vuol dire che comunque questo meccanismo, questa buona pratica ha funzionato, perché purtroppo il triste primato della portualità è quella di avere frequentemente incidenti mortali, perché è comunque un lavoro rischioso, è comunque un lavoro pericoloso. Allora però a noi è successo ieri e quindi da qui dobbiamo ripartire. Durante il presidio è arrivato anche il presidente del porto di Blasio per incontrare i lavoratori. Al momento della caduta sembra che Alessandro fosse da solo a operare, un aspetto su cui i sindacati vogliono accendere i riflettori, quello dell'affiancamento delle figure più esperte. Non basta avere un certificato, non basta avere fatto i corsi, bisogna che in una difficoltà e una complessità di questo lavoro i portuali dicono bisogna rubare il mestiere con l'occhio, serve tempo e serve affiancamento e questo in realtà non solo nei portuali, tantissimi altri mestieri è la cosa che si è più trascurata. La mobilitazione dei portuali non si ferma qui, per domani è stato indetto in segno di lutto uno sciopero nazionale di 2 ore a ogni fine turno o prestazione di lavoro di tutte le lavoratrici e i lavoratori dei porti con suono delle sirene alle ore 12. E solidarietà è stata dunque espressa, lo avete sentito anche da altri porti, in primis quello di Trieste. Una vita non facile quella del portuale con pericoli dietro l'angolo, come racconta uno di loro. Lavorare al porto vuol dire avere una lucidità mentale e avere determinati requisiti fisici, perché ci vogliono, e soprattutto essere formati e nell'ambito lavorativo cercare di fare più formazione possibile. Me l'ha insegnato mio padre che il lavoro portuale è un lavoro
pericolosissimo. La giornata di un lavoratore portuale è sempre piena di insidie, di difficoltà, di pericoli. Lo sa bene chi lo fa da anni e ogni giorno rischia la vita. Per quanto noi potremmo fare per evitare giornate come questa, ci sarà sempre un alto rischio, perché il lavoro è in quota, perché il lavoro è in stiva, perché il lavoro è con mezzi pesanti, perché si muovono tonnellate. Per questi motivi qua il lavoro portuale sarà sempre un lavoro a rischio. Negli anni sono stati fatti passi sul fronte della sicurezza, ma ancora non è sufficiente. Per come la vediamo noi, la formazione delle squadre, la formazione dei lavoratori dovrebbe avere un occhio di riguardo e un occhio vigile di controllo più dell'autorità portuale, che ci sia un sistema di controllo di chi vigila proprio sul porto, che in questo caso è l'autorità portuale. Ma diciamo che è giusto che ci confrontiamo e cerchiamo di trovare gli strumenti. Noi dei suggerimenti li abbiamo. Alle volte troviamo le imprese che, per quanto riguarda la sicurezza, non dicono che facciano ostruzionismo, però dà fastidio, dà sempre fastidio il lavoratore che segnala, dà sempre fastidio il lavoratore che dice che non va bene, dà sempre fastidio il lavoratore che o bene o male sembra che si lamenti, ma purtroppo si lamenta nel giusto. Continuiamo a parlare di lavoro, perché a Roma la 2 giorni di confronto tra rappresentanti della Ronal e sindacati ha portato alla stesura di una bozza di testo sul futuro della Speed Line di Santa Maria di Sala. La proprietà ha ribadito la volontà di vendere, rendendosi disponibile a definire i punti chiave per costruire un percorso di cessione. I sindacati hanno chiesto di specificare quali marchi e tipologie di produzione rimarrebbero a Tabina e garanzie di stabilità occupazionale. Nelle prossime settimane quanto definito tra le parti dovrà essere sottoscritto e ratificato con il Mise e la Regione del Veneto. Cambiamo ambito, parliamo di spiagge, perché con la liberalizzazione in addirittura d'arrivo sul litorale ci si prepara all'avvio delle gare per assegnare le concessioni balneari. Siamo convinti che ci faremo trovare pronti e quindi i nostri associati saranno in grado di dare il meglio per ottenere il riottenimento delle concessioni demaniali. La Costa Veneta si prepara alla liberalizzazione delle spiagge, mentre in Parlamento si lavora per scongiurare il voto di fiducia sulla riforma della concorrenza, rompendo l'impasse in cui è caduta la maggioranza proprio sulla questione spiagge. La proposta di mediazione prevede l'avvio delle gare per assegnare le concessioni balneari entro il 31 dicembre 2023, con possibilità di rinvio di un anno in caso di difficoltà oggettive o la presenza di un contenzioso. In Veneto abbiamo circa 150 stabilimenti balneari, ognuno di questi magari ha anche più concessioni demaniali, perché magari ci sono delle concessioni di piccole dimensioni. La stragrande maggior parte dovrà affrontare i futuri percorsi di evidenza, ce ne sono alcuni che invece hanno già dei titoli validi rilasciati per effetto di quanto previsto dalla legge regionale 33, che già rispettano i principi di libera concorrenza in alcune delle località. Comunque vadano le cose in Parlamento, la priorità a cui si lavora è di farsi trovare pronti all'appuntamento a cui non manca poco. La riforma della concorrenza deve chiudersi entro maggio. Su questo Draghi è stato categorico, visto che il provvedimento è fondamentale per l'erogazione dei fondi del PNRR. Ci stiamo preparando attraverso delle azioni concrete per far sì che possano essere riconosciuti gli investimenti, attraverso la certificazione delle aziende. Abbiamo un valore aggiunto dal punto di vista del know-how, dell'esperienza, della managerialità, della capacità gestionale sia delle piccole aziende sia delle aziende di più ampie dimensioni, e quindi da questo punto di vista siamo fiduciosi che riusciremo a farci trovare pronti ad affrontare questi percorsi nel modo migliore possibile. Ora la cronaca, locali di Marghera bersagliati dai ladri che si sono concentrati nell'area di Piazza Mercato e via Mutilati del Lavoro. Raffica di furti in bar, pizzerie, pub e ristoranti di Marghera. Alcuni andati a segno, altri no, ma i commercianti della zona sono a dir poco esasperati. L'ultimo in ordine cronologico il Marciano di via Rossarol. 3 persone alle 4 del mattino sono entrate sfondando la vetrina con un paletto sradicato poco prima del marciapiede. Sul posto la polizia. Ma i ladri erano già riusciti a scappare con la cassa e il barattolo delle mance, poco più di 300 euro.
Non è tanto l'ammanco, scrivono in un post su Facebook i titolari, quanto i danni materiali. Noi di certo non molliamo, si legge ancora, e ci auguriamo che il karma faccia il suo dovere. I titolari hanno postato anche le foto delle telecamere del sistema di videosorveglianza in cui si vedono gli autori, 2 uomini e una donna. L'area maggiormente presa di mira è quella tra via Mutilati del Lavoro e piazza Mercato. Dei misteriosi volantini con solamente un numero, il 49.999, in una grafica che ricorda i numeri civici veneziani, sono apparsi questa mattina in vari punti del sestiere di Canareggio senza alcun'altra indicazione. La cifra però appare un evidente richiamo al numero di abitanti della città, prossimo a scendere proprio sotto la quota dei 50.000, e chi lo ha diffuso intendeva probabilmente sensibilizzare sull'ennesimo record negativo di uno spopolamento che dopo 40 anni di esodo ininterrotto sta assumendo proporzioni che è un eufemismo ormai definire drammatiche. E poi c'è la crisi dell'artigianato veneziano che colpisce anche la più antica legatoria d'Italia, aperta nel sestiere di San Marco nel 1861, l'appello della proprietaria ai giovani perché raccolgano un'eredità che ha 160 anni di storia. E noi vecchi vorremmo tutti passare il testimone, ma non troviamo nessuno dei giovani che sia adatti a fare con umiltà e tenacia quello che abbiamo fatto noi. Nessuno. Lavinia Rizzi ha tagliato il traguardo dei 70 anni con alle spalle una vita avventurosa tra cinema, pittura, teatro e letteratura, incrociando alcuni dei grandi nomi del Novecento, ma con davanti il cruccio di diventare l'ultima proprietaria della più antica legatoria d'Italia e probabilmente d'Europa, fondata quando correva l'anno 1861. Ho fatto delle ricerche personali andando fino in Sicilia e questa è quella che ha iniziato questo lavoro di cartonnage, cioè è passata da rilegare i libri al fare gli oggetti rivestiti con carta decorata, perché prima in antichità, alla fine dell'Ottocento, si facevano solo i libri per gli aristocratici oppure per il clero. E lì c'erano solo cartoni di color carta da zucchero e cartoni color marrone. Questo Giuseppe Rizzi ha offerto queste carte decorate con disegni e appunto dei ricami e Piazzesi ha detto proviamo. Ha messo queste carte allegre, fiorate, con gli animali eccetera sui libri al posto di quei cartoni a tinta unita e ha avuto un successo pazzesco. Per 30 anni Lavinia ha tenuto viva questa storica legatoria senza troppi calcoli di interesse. Oggi il sogno sarebbe fondare un museo della carta con relativi corsi, magari assieme a dei giovani esperti di crowdfunding. Gli spazi non mancherebbero, ma andare avanti sta diventando sempre più difficile e un'altra storica attività veneziana con 160 anni di storia rischia di scomparire. È molto doloroso. Innanzitutto non ci sono leggi, finanziamenti per gli over 60, che siamo sempre di più, siamo sempre più soli, siamo sempre più energici perché ci danno gli integratori. E però non abbiamo l'energia di un trentenne che può stare 12 ore al giorno e poi pagare tot di tasse, capisci? Noi possiamo starci quei 3 giorni a settimana, a seconda della nostra salute. Ma il fisco pretende di avere gli stessi redditi di un trentenne. Ora a Santa Marta, perché da quando ha aperto lo studentato c'è chi non riesce più a dormire. La denuncia arriva da un residente che ha le finestre proprio davanti alla struttura. Gianni Gino vive da sempre a Santa Marta, ma racconta che la sua vita è cambiata da quando nel dicembre del 2019 lo storico complesso di fine Ottocento, che una volta ospitava un cotonificio, è stato trasformato in un campus universitario da 20.000 metri quadri e 650 posti letto, esattamente davanti alle sue finestre. E la sera e la notte, dice, gli studenti fanno troppa confusione. A che ora si alza la mattina? Alle 5. E finisce di lavorare a che ora? Alle 4:30. Riesce a dormire la notte? No. Andrei io personalmente a dire basta. E cosa le risponde? Adesso andiamo e soldiamo, ancora più peggio. La posizione di Gianni scatena subito il dibattito tra i residenti in Calle dei Rimorchianti. Le opinioni si dividono. A fare la differenza sono spesso le posizioni degli appartamenti o le finestre, chi le ha col doppio vetro e chi no. Lei dice, signora, che non li sente? Mi no, non mai. Noi sento, dico la camera e ho una muretta perché con tocco de corte, ma noi sento e ora li sente. Una volta fino a l'1 di notte e poi fino alle 3. Di solito dopo smettono e fanno confusioni quelli del bar. La legge dice che fino alle 11 si può
Ticket a mani come ristoranti. Perché Eolico cessa alle 11, sono a posto. E Ticket a mani. Poi possono anche esserci situazioni in cui alle regole si potrebbe aggiungere il buonsenso della convivenza, ma comunque la questione in calle rimane aperta. E una coppia di sciacalli dorati invece è stata avvistata e filmata da un agricoltore in un vigneto di Annone Veneto. Si tratta di una razza simile al lupo grigio ma di dimensioni ridotte che, come si vede nelle immagini, non teme la presenza dell'uomo. Un animale che sempre più spesso è stato avvistato anche dalla Polizia Metropolitana Ittico-Venatoria, soprattutto nell'area al confine tra Veneto e Friuli. Gli agenti metropolitani stanno monitorando da tempo la loro presenza grazie anche alle segnalazioni dei cittadini o a video evidentemente come questo. Andiamo alle elezioni a Mira. Oggi conosciamo il quinto candidato sindaco. Si tratta di Luigi Corò, noto per le sue battaglie a difesa dei cittadini e della loro sicurezza. 58 anni, dirigente nazionale della Confederazione Autonoma Sindacati Italiani. Anni nella politica locale, ma soprattutto promotore di tante battaglie accanto ai cittadini per difendere la sicurezza. Luigi Corò è il quinto candidato sindaco a Mira che si presenta con la sua lista civica. A Mira c'è bisogno di cambiare registro. Mira è un comune dalle grandissime potenzialità, ma inespresse per l'incapacità degli amministratori che fino ad oggi, da dopoguerra, l'hanno amministrata. Io credo che per la mia esperienza da ex consigliere comunale, da ex assessore, ma pure da consigliere regionale dell'Angi, quindi rappresentante dei sindaci, posso dare un grosso contributo a questa città, a svilupparsi. A Mira non si è mai voluto creare nulla. Mira ha sempre subito i disagi. Corò punta su trasparenza, viabilità e arredo urbano, turismo e cultura, ma partendo da un aspetto fondamentale. La prima cosa da fare sia creare il lavoro, anche per migliorare la situazione demografica. Mira purtroppo ha sempre meno figli. Ma perché? Perché non ci sono neppure i servizi, non ci sono le abitazioni. Noi puntiamo sullo sviluppo economico, sulla realizzazione di abitazioni per i giovani, ovviamente dando precedenza a chi è italiano almeno da 20 anni, altrimenti finisce sempre che ai nostri giovani non si dà alcuna opportunità. A chi l'ha definito il candidato delle frange Novax no Green Pass, Corò risponde così. Io ovviamente mi propongo come il sindaco di tutti. I Novax o i No Green Pass, meglio dire, non sono diversi dagli altri, sono solo persone che hanno sempre dato come tutti gli altri, ma sono stati ghettizzati per aver deciso di non farsi il vaccino, il più delle volte per problemi fisici. Ora una notizia di sport. Andrea Mazzone è ufficialmente il coach della nazionale Under 20 femminile che dall'8 al 16 luglio giocherà l'Europeo di categoria a Sopron in Ungheria. Mazzone, tecnico dell'Umana Reyer Venezia femminile, prende il posto di Sandro Orlando che nei giorni scorsi si è accordato con il club messicano Libertadores Querétaro, rescindendo consensualmente il suo contratto con la FIP. Gli scout a Gesci di Mestre in festa per i 100 anni dalla nascita dello scautismo in terraferma e per l'occasione gli è stato dedicato un luogo simbolo. Buon compleanno alla Gesci Mestre. Gli scout di Mestre compiono 100 anni e proprio per questa occasione la giunta comunale ha deciso di intitolare al movimento dello scautismo un significativo luogo della città per omaggiare il valore di uno dei più grandi movimenti di educazione non formale esistenti al mondo e che si pone come fine ultimo la formazione fisica, morale e spirituale dei giovani. Tutto ciò per ricordare un movimento che ha un passato, un presente e sicuramente un bel futuro e che ha educato dal punto di vista fisico, morale e spirituale tanti nostri concittadini. Un riconoscimento alle tante generazioni di scout che si sono passate il testimone portando avanti quei valori così tanto cari al suo fondatore, il tenente generale inglese Robert Baden-Powell. 100 anni interrotti solamente a causa del regime fascista e dell'Opera Nazionale Balilla e che nel 1945 ha avuto un'importante ripartenza grazie ai coniugi Brunello, che con grande passione riuscirono a riorganizzare il movimento e farlo radicare in quasi tutte le parrocchie della terraferma. Un omaggio alla loro storia e un messaggio alle nuove generazioni.
Parliamo ora di Federica Pellegrini, in sopralluogo a Venezia con il suo futuro sposo Matteo Giunta e il famoso wedding planner Enzo Miccio. Non ha ancora svelato la data esatta del matrimonio, ma si è sbilanciata sul periodo, che dovrebbe essere fine agosto. Nel frattempo l'ormai ex campionessa del nuoto ha condiviso alcuni scatti sui social che non lasciano spazio a fraintendimenti. Non troppi dettagli, perché anche lo stesso Miccio si è subito preoccupato che i due futuri sposi non spoilerassero troppo, ma un conto alla rovescia verso il grande evento che vedrà i due sportivi diventare marito e moglie. Con questa notizia noi ci fermiamo, io vi ringrazio per averci seguito, tra poco l'edizione di Treviso, ora le previsioni del tempo per domani. Una buona serata a tutti, arrivederci. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Pontestella al Borgo, a Casale sul Sile. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica cede lievemente. Una perturbazione atlantica in transito sul nostro territorio causerà un peggioramento del tempo. Vediamo il dettaglio di mercoledì 25 maggio. Sul Veneto situazione instabile, lo vedete, qualche momento soleggiato in mattinata, ma a seguire aumento della nuvolosità con piogge sparse anche su rilievi, zone pedemontane e pianura centro-occidentale. Nel pomeriggio poi i fenomeni si estenderanno anche al resto della regione, compreso il litorale. Temperature minime tra 11 e 19 gradi, massime invece tra i 25 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà più asciutto al mattino, poi piogge via via più diffuse e anche abbondanti sui monti ma anche altrove. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà esattamente variabile. Avremo un'alternanza di rasserenamenti e temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime in calo sui 23 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Pontestella al Borgo, a Casale sul Sile.